Cominciamo un po' adesso la seconda lezione sulla lingua veneta e un po' parleremo della famiglia e diremo come che si dice i componenti della famiglia e tutte le parole che vado io in veneto. E adesso parlo in veneto, se che fa ovviamente i sottotitoli qui sotto, se so buono. E ora scominciamo. Scominciamo con la parola famiglia. Famiglia in veneto si dice famiglia. Famiglia. Vi scriverò qua di fianco. Padre si dice pare. E si dice pare. Madre, mare. Papà e si dice popà o pupà. Mamma la si dice mamma con una M sola, perché ricordate che non c'è doppi in veneto. Nonno e si dice nono. Nonna, nona. Fratello, fradeo. Sorella, sorea. Figlio, fiolo, o in alcune varianti anche fio. Figlia, fioia o fia. Cugino, cousin o cuin o zerman. Cugina, cuina, cusina o zermana. Zio, questa chiesa è una parola particolare perché la c'è poco do barà dai veneti che preferisse dire zio, compagno italiano, e zio in veneto scetto e si diria barba, barba. Zia invece si diria amia, amia o ameda, che però c'è anche sto qui un termine che si dopo da poco e che viene dopo parlare di zia. Nipote, se avevi un nipote maschio, si dice nevodo, nevodo. Invece una nipote femmina, nevoda. Suocero e si dice missiere, missiere. Suocera, madonna, madonna. Cognato o cognata e si dice cognà. Fratellastro, fradeastro. Sorellastra, soreastra. Patrigno, paregno. Matrigna, maregna. Bene, ste chiese tutte le parole che vi vengono da dire un po' e vi metterò in descrizione sulla lista delle parole con tutte le traduzioni. Alla prossima lezione.